È stata inaugurata oggi all'ospedale di Gorizia la stanza rosa del pronto soccorso, destinata a chi ha subito una violenza e da cui ripartire con garanzie di riservatezza e di professionalità attraverso un percorso di accoglienza fisica e psicologica, oltre che da consulenze sanitarie e legali. Elisabetta Medeot, consigliere provinciale, nonché una tra i promotori della stanza rosa. Il codice rosa è un percorso condiviso che prende in carico la donna, ma anche i soggetti più deboli o comunque che hanno delle fragilità, per esempio i bambini, gli anziani, i portatori di handicap, gli omosessuali, che si trovano a subire violenza o maltrattamenti, violenza fisica, violenza psicologica e tutti gli altri tipi di violenza. Arrivano al pronto soccorso e troviamo degli operatori che non sono adeguatamente formati e che appunto non sanno dare una risposta efficace e coerente con l'esigenza che hanno invece le persone che subiscono violenza. Per questo abbiamo ritenuto di estendere il codice rosa in tutta l'azienda sanitaria, dapprima con il corso di formazione all'ospedale di Monfalcone e poi a Gorizia, perché tutti gli operatori possono avere una formazione comune, un percorso comune per dare una risposta a questi problemi, che sono problemi sanitari, economici e sociali ingentissimi, perché sappiamo che i costi della violenza in Italia ammontano a 17 miliardi contro i 6 milioni invece di investimento che viene fatto per questa tematica.